Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Iniziamo le riprese mostrandovi cosa andrò a cucinare stasera. Questa è la neonata di pesce, quindi stasera prepareremo delle buonissime frittelle di neonata o maiatica, come si dice qua a Messina. Adesso vi mostro tutti gli altri ingredienti che ci occorreranno per fare questa squisitezza. Ci occorrerà del parmigiano grattugiato, degli spicchi di aglio, del prezzemolo, delle uova, vediamo quanto ne andremo ad usare man mano che facciamo la preparazione, qualche cucchiaio di farina 00 per addensare il tutto, del pepe nero e del sale. Adesso ci mettiamo all'opera e vediamo come realizzare queste meravigliose squisitezze siciliane. Vi voglio mostrare come si capisce se questo tipo di pesce è fresco o meno. A parte il colore argenteo che ha, il pesciolino piccolo, cioè proprio il pesce neonato, deve essere integro, intero, non deve essere spezzato. Quindi da qui si capisce se questo tipo di pesce è fresco o meno. Poi, siccome viene preso in zone sabbiose, per pulirla va messa, questa già è stata lavata, l'ho lavata, viene messa nell'acqua e poi viene presa con la forchetta, viene alzata e sollevata, così la sabbia rimane dentro l'acqua e il pesce viene su e poi viene messo in un colino a perdere acqua, diciamo, e viene sciacquata in questa maniera. Quindi adesso passiamo comunque alla nostra preparazione. Allora, per prima cosa andiamo a tritare i nostri spicchi d'aglio dentro alla nostra neonata, piccoli piccoli. Andiamo a tritare adesso il prezzemolo, sempre all'interno. Aggiungiamo adesso l'uovo che ho aperto a parte per vedere, io ho diciamo il vizio di aprire sempre le uova in disparte dalla pietanza per vedere se sono buone o meno e poi le vado ad aggiungere. Diamo adesso una mescolata. Questa la quantità è mezzo chilo di neonata. Adesso andiamo ad aggiungere il parmigiano, andiamo un po' a sentimento, non uso delle dosi precise. Adesso mettiamo un po' di sale e volevo precisare che io metto solo il parmigiano come tipo di formaggio. C'è chi aggiunge anche un po' di pecorino, siccome a me piace un po' più delicato il gusto metto solo il parmigiano, ma se a voi piace potete aggiungere una parte di parmigiano e una parte di pecorino. Mettiamo il pepe anche e andiamo a mettere un po' di farina che serve per fare addensare il tutto. Andiamo a mettere questo cucchiaio scarso e andiamo a mescolare. Ci siamo trasferiti ai fornelli, ho messo sopra la padella con l'olio, è già caldo, prendo a cucchiaiate il mio impasto e faccio le mie frittelle. Che profumo di mare, ragazzi! Ecco qui, andiamo a girare la prima frittella
mano a mano le gireremo tutte perché si sono colorate. E allora incominciamo a togliere dalla padella le nostre frittelle perché sono ben dorate e le andiamo a mettere su un piatto con carta assorbente per far asciugare l'olio in eccesso. Ecco qui. Adesso le finiremo di fare tutte e ci rivediamo. Ed ecco qua le nostre frittelle di neonata o maiatica, come si dice qua a Messina, mentre a Catania lo chiamano mucco. E ogni città ha il suo nome per indicare questa bontà che ci dà, che ci regala il nostro mare. Adesso andiamo all'assaggio e vediamo che sapore hanno. Andiamo ad assaggiare. Guardate qua l'interno della nostra frittella. Croccante fuori e morbidosa dentro. Buonissima, il sapore del mare in bocca, una bontà, una squisitezza. Questo tipo di pesce lo troviamo soltanto ed esclusivamente in questo periodo dell'anno, purtroppo, e quando lo troviamo al mercato lo compriamo subito perché è proprio una pietanza che ogni anno dobbiamo mangiare. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta siciliana mettete un like, lasciate un like e se vi fa piacere seguirmi iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella che vi indicherà tutte le volte che io pubblicherò un nuovo video. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti!